Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. A Naro non si spegne la rabbia per il duplice femminicidio. La figlia di Maria Russo invoca il carcere a vita per l'assassino di sua madre. Violenza sulle donne, reddito economico di libertà e misure per proteggere le vittime. L'associazione Contra. Gli studenti ci sono, ma c'è troppa burocrazia. Sono 120 i comuni in Sicilia che non hanno ancora inoltrato alla Protezione Civile i documenti sui danni provocati dagli incendi. Il tempo stringe, restano pochi giorni per tentare di ottenere lo stato di emergenza. Bici e monopattini minacciano l'incolumità dei pedoni. A Palermo non tutti rispettano le regole nelle aree pedonali del centro storico. Candeline e fiori per i 100 anni di nonna Enna. A San Giovanni la Punta, grande festa con tutta la sua famiglia. La Turandot di Puccini ha inaugurato la nuova stagione di opere e balletti del Teatro Massimo Bellini di Catania. Cast stellare premiato dal pubblico con lunghi applausi. Calcio, il Catania stasera sfida il Brindisi al Massimino con diversi nuovi acquisti in campo. Lucarelli chiede un cambio di passo ai suoi. Bentrovati. A Naro non si spegne la rabbia per il duplice femminicidio. La figlia di Maria Russo, una delle due donne romene massacrate da un connazionale, invoca il carcere a vita per l'uomo. Tante le prove a suo carico. Oggi pomeriggio intanto si terranno i funerali della Zarniscu, mentre lunedì sarà dato l'ultimo saluto a Maria Russo. Davide Sardo. Chiedi l'ergastolo? Certo, no, per quello che ha fatto e quello che ho visto, che all'ultimo sono riuscita a vederla, glielo dico, no. Non si dà pace, non perdona la figlia di Maria Rus, la romena uccisa e poi data alle fiamme lo scorso 5 gennaio nella sua casa in Vicolo Avenia a Naro. Marcela invoca il carcere a vita per il connazionale Omar Edgar Nedelkov, il responsabile del femminicidio di Naro, dove durante la stessa notte è stata brutalmente assassinata anche un'altra romena, Delia Zarniscu. Un duplice omicidio che ha scosso le coscienze, sollevando tanto sconforto e indignazione. Per commemorare le due donne, ieri sera è stata organizzata la marcia dei 200 passi. Nel frattempo, tra la via Vince e Vicolo Avenia, i luoghi dei due efferati delitti hanno svolto intensamente le indagini i carabinieri del RIS. I militari specializzati hanno raccolto e selezionato reperti investigativi ritenuti di rilievo al fine di cristallizzare e consolidare le prove a carico del romeno arrestato e detenuto in carcere a Gela, già schiacciato da un quadro probatorio che si presta a poche riserve tra le testimonianze plurime e concordi, i video delle telecamere di sorveglianza e gli abiti macchiati di sangue con impronte compatibili. Sulla violenza sulle donne esiste il reddito economico di libertà e anche misure per proteggere le vittime, ma l'associazione Contra dice gli strumenti ci sono, ma c'è troppa burocrazia. Giusy Lazzara. Non c'è più tempo, se ne parla sempre di più, ma le donne vittime di violenza continuano a morire. Un appello a fare presto è stato lanciato dall'aula consiliare del Comune di Catania, dove sono state messe a confronto realtà diverse, dagli avvocati alle associazioni che si occupano di denunciare le violenze di genere. Il reddito di libertà, il sostegno economico per il primo anno alle donne che scappano da relazioni tossiche e non solo i fondi, 1 milione in più stanziati dalla regione siciliana per accompagnare all'autonomia chi fugge e cerca rifugio. Le leggi esistono, gli strumenti ci sono, il problema è che i diretti interessati, quindi le vittime, non hanno poi la possibilità di accedere a questi strumenti perché sono talmente lunghi, talmente farraginosi, non so se volontariamente o inconsapevolmente, ma sono troppo complicati. Altra questione riguarda i figli, spesso minori, che soffrono di più. I bambini che io definisco bimbi fantasma, cioè quei bambini che di punto in bianco vengono prelevati in caso di codice rosso con le mamme o anche senza mamme, chiusi nelle case famiglia a indirizzo tra l'altro segreto, e dove non vivono più, quindi subiscono un ulteriore dramma. La realtà delle case protette, dove le donne cominciano un percorso di recupero e autostima. Il problema è che non tutti i comuni mettono in bilancio la spesa, perché magari immaginano di non avere donne vittime di violenza, quindi quando poi arriva il caso si trovano impreparati, vanno come debiti fuori bilancio e lì noi rischiamo tanto, perché chiaramente la retta è un'analisi dei costi, se non ci pagano rischiamo di chiudere. E le associazioni chiedono adesso un intervento delle amministrazioni, della politica per aiutare le donne in difficoltà.
Biagio Lombardo, di 18 anni, è morto in un incidente avvenuto la notte scorsa sulla strada statale 115 nel tratto tra Marsala e Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Il giovane era su una moto che si è scontrata con un'auto. Entrambi i mezzi procedevano in direzione Marsala. Lombardo nel trapanese era molto conosciuto anche per le sue attività di volontariato. Il cantiere del porto di Tremestieri, fermo da 2 anni, potrebbe ripartire entro pochi mesi. La Regione Sicilia recupera i 19 milioni di euro necessari dopo le somme di Autorità Portuale e Ministero delle Infrastrutture per un'opera strategica. Sentiamo Francesco Triolo. Il cantiere è fermo dal maggio del 2022, ma quella del porto di Tremestieri è un'opera strategica per il ridisegno di Messina, forse ancora prima del ponte sullo stretto. Un'opera arrivata al 25%, ma poi bloccata dal fallimento della società che la stava realizzando, la nuova Coedmar, con il Tribunale di Venezia che ha ceduto il ramo d'azienda siciliano alla Bruno Teodoro, società di Capodorlando, che così ne ha raccolto il testimone per il porto. Ma con tanti punti interrogativi sinora, perché i tentativi di salvarla sembrano arrivati ad una conclusione. Il nodo è l'aumento dei costi dovuto all'impennata delle materie prime, un'opera che sarebbe dovuta costare 72 milioni, tutto compreso, ma che è lievitata a 113, una crescita del 56% che ha reso impossibile il completamento dei lavori. Mancavano quindi 41 milioni. Il comune di Messina ci prova da 2 anni e forse si è arrivati ad una soluzione. Una fumata bianca grazie alla Regione Sicilia che ha deciso di tirare fuori 19 milioni di euro per non catalogare il porto di Tremestieri come l'ennesima incompiuta. Il Ministero delle Infrastrutture aveva già uscito 7 milioni, mentre l'autorità portuale dello Stretto 15 milioni. Con i 19 della Regione si può chiudere il cerchio e fra marzo e aprile potrebbero ripartire i lavori con tempi di realizzazione tra i 18 e i 24 mesi, con laudi compresi, per un porto che sulla carta potrebbe essere il più importante d'Europa per traffico di passeggeri. La Protezione Civile della Regione Siciliana scrive ai 120 comuni coinvolti dagli incendi a luglio scorso e sollecita l'invio della documentazione necessaria per la revisione dello stato d'emergenza richiesta a Roma. C'è tempo solo fino al 19 gennaio e c'è il rischio concreto di non farcela. Manlio Viola. La Protezione Civile Nazionale rivaluterà la propria decisione di non concedere lo stato d'emergenza per gli incendi del luglio scorso in Sicilia, ma per farlo dovrà disporre di nuova documentazione, compresa la ricognizione della situazione nei singoli comuni coinvolti dagli eventi del 24 e 25 luglio. Si tratta di 120 amministrazioni locali alle quali oggi la Protezione Civile regionale ha scritto una lettera per sollecitare la trasmissione della documentazione. C'è tempo soltanto fino al 19 gennaio, ma c'è il rischio che molti comuni non ce la facciano. Per questo, con la sua lettera, il direttore generale della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina, offre anche la collaborazione tecnica del Dipartimento e degli uffici regionali. La sfida è importante e il presidente della regione, Renato Schifani, torna a parlare di massima collaborazione istituzionale. La lettera che negava lo stato di calamità era giunta in Sicilia subito dopo l'Epifania. L'emergenza riguarda gli incendi del luglio scorso che hanno causato 6 vittime e oltre 150 milioni di euro di danni a case, boschi, attività produttive e infrastrutture. Nei giorni scorsi sono anche state depositate 2 citazioni al Tribunale Civile di Palermo da parte di cittadini danneggiati che chiedono i danni appunto a Protezione Civile, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e Regione Siciliana per non averli protetti dalle fiamme. L'ex consigliere comunale di Castelvetrano, Calogero Giambalvo, è stato condannato a 6 anni per estorsione ai danni di un imprenditore edile. Simona Mazzone. Conosciuto per quelle intercettazioni in cui dichiarava che si sarebbe fatto 30 anni di galera per nascondere Messina denaro, l'ex consigliere comunale di Castelvetrano nel Trapanese, Calogero Giambalvo, 46 anni, è stato arrestato nel corso di un'operazione congiunta di polizia e carabinieri e condannato a 6 anni per estorsione ai danni di un imprenditore attivo nel settore delle costruzioni avvenuta nel 2012. L'uomo, indagato per la sua vicinanza alle famiglie mafiose di Castellammare del Golfo, sarebbe stato incaricato di riscuotere le somme richieste a titolo estorsivo. Assolto invece dall'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso, è stato comunque condannato per il singolo episodio estorsivo.
È morto Aaron, il pitbull bruciato vivo dal suo padrone in una piazza nel centro di Palermo. Il cane è deceduto nella notte nella clinica veterinaria che lo aveva preso in cura. Lo rende noto la LAV di Palermo. Altro orrore a Rosolini, dove un cane è stato trovato morto con una corda stretta al collo. A Palermo bici e monopattini vietati in centro storico a distanza di un mese dall'entrata in vigore dell'ordinanza. Non tutti però rispettano le regole. Ecco com'è andata e cosa ne pensano i cittadini palermitani. Marco Gullà. Il comune di Palermo nelle settimane addietro ha emesso un'ordinanza che vieta l'accesso di biciclette e monopattini nelle aree pedonali di via Macheda e via Vittorio Emanuele, nel centro storico della città. Una decisione che nasce per motivi di sicurezza, per ridurre la mobilità dei cicli e monopattini e a rendere sempre libera la corsia per i mezzi di trasporto. A distanza di quasi un mese dall'entrata in vigore di questa ordinanza siamo stati proprio in via Macheda e come vediamo non tutti rispettano le nuove regole. Ma cosa ne pensano i palermitani? Io direi di sì, perché intanto i pedoni certe volte si trovano in difficoltà perché tra le bici e i monopattini insomma non sanno da quale parte andare. Io sono d'accordo per una corretta circolazione di questi mezzi. Perché si verificano spesso e volentieri incidenti tra bambini e adulti. Camminando non fanno caso e prendono i bambini in pieno. Io sono d'accordo, monopattini, biciclette, tutto con ruote. E poi una cosa molto importante, obbligo del giubbino infrangente, quello giallo, perché non si vedono. Ma c'è anche chi è a favore della libera circolazione di bici e monopattini. Era molto più fruibile, insomma, dal punto di vista anche della circolazione, sia con le bici che con i monopattini. È stata attivata perché è il frutto di una richiesta pressante di tutti coloro che vivono via Macheda e via Vittorio Emanuele, degli esercenti, dei pedoni, ma devo dire anche a tutela e a sicurezza degli stessi ciclisti e dei utilizzatori della mobilità elettrica, perché l'utilizzo di quelle due aree in alcuni orari della giornata, soprattutto quelli pomeridiani e serali, è incompatibile ovviamente con l'utilizzo della mobilità sostenibile. Ci sono chiamiamoli dei ritardi di avvio nel rispetto delle regole, come talvolta capita, però la Polizia Municipale progressivamente sarà sempre più attenta alla sua esecuzione e al suo rispetto. Breve pausa, ci vediamo tra poco. A San Giovanni di La Punta, in provincia di Catania, nonna Enna compie 100 anni, un traguardo festeggiato con le candeline, i fiori, una targa ricordo a nome della cittadinanza e un pizzico di ironia. Eva Spampinato. Cosa stai facendo oggi? 100 anni! 100 anni! 100 anni! Io speravo 50. 100 anni e una ironia ancora intatta. Lei è Venera Sapienza e oggi ha spento 100 candeline, circondata dall'amore di tutta la famiglia. Ognuno lavorano, ognuno sereno, ognuno faticano, sempre tirano avanti la vita perché hai 100 anni. Qui a San Giovanni La Punta, comune alle porte di Catania, dove è nata, cresciuta e vissuta, tutti la conoscono come nonna Enna. Il suo negozio di generi alimentari, la classica putia di un tempo, tra gli anni 50 e gli anni 80 era molto frequentato. Oggi sfoglia le foto di una vita, il matrimonio nel 47 e ricorda, con emozione lucida, i tempi della guerra. Venivano di lontano, l'apparecchi. E cominciavo, manco passava 10 minuti e già trovavano i pommi. 2 figli, 4 nipoti, 7 pronipoti, fino a 2 mesi fa cucinava ancora per tutti. Qual è il segreto secondo lei di sua mamma? Io penso che possa essere magari la dinamicità, perché è stata sempre dinamica, non si fermava mai. Accompagnata da una filosofia di vita semplice e basata sulla forza di volontà. E così è la vita. C'è quando c'è i giorni più felici, ci sono i giorni di preoccupazioni, i giorni di lavoro. E si combatte sempre. Venere la prima centenaria del 2024 qui a San Giovanni La Punta, dove quest'anno altre 5 donne compiranno un secolo di vita. A lei il sindaco Bellia questa mattina ha donato una targa per questo traguardo eccezionale.
100 anni nonna Enna, ma con i suoi 112 anni Francesca Fioriglio, nata a Sciacca l'11 gennaio del 1912, è la donna più anziana della Sicilia. Una vita, quella di nonna Francesca, che l'ha vista testimone nel secolo breve di 2 guerre mondiali, ma anche della transizione dal Regno d'Italia alla Repubblica, assistendo all'avvicendarsi di ben 10 papi, 2 sovrani e tutti i presidenti del Consiglio e i capi di Stato fino ad oggi. Capostipite di una famiglia numerosa, Francesca Fioriglio, che da anni vive ad Agrigento, continua a essere assistita da nipoti e pronipoti. E adesso andiamo agli spettacoli. È stata la Turandot con la regia di Alfonso Signorini ad inaugurare la nuova stagione di opere e balletti al Teatro Massimo Bellini di Catania. Per l'opera applausi a scena aperta da parte di un pubblico entusiasta. Simona Mazzone. Un autentico evento che celebra il primo centenario della morte di Giacomo Puccini. La Turandot, con la regia di Alfonso Signorini, ha inaugurato la nuova stagione di opere e balletti del Teatro Massimo Bellini di Catania. Una sontuosa produzione che schiera un cast stellare e prevede il finale alternativo di Luciano Berio. Da sempre l'opera di Puccini coinvolge, emoziona, appassiona con la vicenda ambientata a Pechino al tempo delle favole, il coraggio del principe Calaf, esiliato e in incognito, e l'improvviso amore per la divina bellezza della principessa Turandot. Il pubblico, affascinato ancora una volta da quest'opera immortale, si è lasciato andare in un lungo e interminabile applauso. E fra poco, dopo questo telegiornale, anche questo sabato, andrà in onda Il Punto. Luca mi ha raggiunto in postazione. Ciao, quale sarà l'argomento di oggi? Oggi parleremo della finanziaria regionale. Intanto bello entrare sulle note della Turandot, che insomma esatto, è di buon auspicio, no? Sì, di buon auspicio. Oggi parleremo di finanziaria, ovviamente entreremo nei temi della politica. La politica tornerà protagonista del Punto, perché racconteremo cosa c'è tra le righe di questa finanziaria, di questo documento che impegna quasi 100 milioni di euro per la Sicilia, di soldi ovviamente dei siciliani. Quindi lo scopriremo con tanti ospiti. Ci sarà un ospite d'eccezione per parlare anche di attualità politica, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, quindi insomma una presenza abbastanza prestigiosa, e poi con noi ci sarà anche il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galbagni, insieme a Ismaela Verdera di Sud Chiama Nord e al capogruppo di Forza Italia Stefano Pellegrino. Questi i temi insomma che cercheremo di sviscerare durante la trasmissione. E poi una cosa, fammi dire, a cui tengo moltissimo: noi raccontiamo all'interno di questa trasmissione sempre una buona notizia, ogni settimana raccontiamo una buona notizia. Questa settimana racconteremo la prima buona notizia, insomma, visto che la trasmissione è appena partita, con la collega Assia La Rosa e con la psicoterapeuta Andreozzi. Vabbè, direi che possiamo chiudere qui, così lasciamo un po' la sorpresa finale. Quindi fra pochi minuti Il Punto con Luca Ciliberti. Ci fermiamo per qualche istante per dare la linea poi alla pubblicità e al calcio. Ed eccoci al calcio. Catania in campo questa sera al Massimino alle 20:45. Arriva il Brindisi e i rossazzurri vogliono dare una sterzata al proprio campionato. Francesco Triolo.
Le risposte del campo, quelle che si attende Cristiano Lucarelli, ma che questa sera chiede anche il Massimino. Il Catania ospita il Brindisi, penultimo in classifica e con una necessità di punti famelica, consapevole che dopo il mercato extra large in entrata adesso sono i risultati a dover dare il riscontro che tutti dalla società in giù si attendono. L'allenatore rosazzurro è stato chiaro in conferenza stampa: pur nelle difficoltà di dover inserire così tanti giocatori a stagione iniziata, bisogna cambiare marcia al rendimento. Entriamo in una fase dove per noi è il 1° di luglio, con una differenza, che da luglio a settembre fai le amichevoli. Oggi abbiamo le partite di campionato che sono anche importanti, mentre mettiamo dentro calciatori e lo facciamo in corsa, col campionato in corsa dobbiamo anche cercare di trovare la quadra il prima possibile. Contro il Brindisi non ci sarà uno schema tattico rigido, ma molto dipenderà dagli interpreti, a cominciare da Peralta. Se l'ultimo arrivato dovesse essere da subito della partita, potrebbe giocare dietro le 2 punte il recuperato di Carmine ed un altro dei nuovi, Pietro Cianci. Sembra essere questo più che altro il dubbio maggiore di Lucarelli, che potrebbe anche giocare con la difesa a 3 inserendo Contec. La differenza la farà la fame contro un avversario molto chiuso e con 2 attaccanti di categoria come Ganza e Bunino. La partita di domani è assolutamente fondamentale per la classifica, per preparare bene poi le altre 2 partite, compresa quella del Rimini, soprattutto quella di Rimini, e giocheremo con una squadra che ha assolutamente necessità e fame di fare punti. Il calcio d'inizio di Catania Brindisi è fissato alle 20:45, ma già dalle 20:15 su Telecolor partirà tutto il prepartita con le formazioni ufficiali, di commenti e a fine gara le parole dei protagonisti. E domani, con inizio alle 14, il Messina sarà ospite della Casertana. Giallorossi saranno in formazione incompleta. Sentiamo Sergio Colosi. La partita del Pinto a porte chiuse contro la Casertana sembra quasi un dettaglio rispetto alla settimana vissuta dal Messina. Un mercato fin qui a dir poco deludente, con il presidente Pietro Sciotto protagonista in negativo e in rottura con la tifoseria, e i continui contrasti tra società e area tecnica rischiano di rendere ancora più complicato il compito della squadra di Modica, attesa dalla vice capolista insieme al Picerno e che in classifica ha conquistato il doppio dei punti del Messina, 38 contro 19. Stadio Pinto senza tifosi per un turno di stop dopo gli incidenti contro il Foggia. Con un organico ridotto all'osso, le squalifiche di Ortisi e Scafetta, soprattutto il primo, e i problemi fisici di Frisen e Lia pesano non poco. Polito si adatterà a sinistra, come se la Casertana, con Montalto recuperato dal primo minuto, già non avesse parecchie soluzioni offensive per mettere in crisi il dispositivo giallorosso, mentre i neoarrivati in prestito Samuele Zona ed Edoardo Piana sono convocati e allungano la batteria degli under tanto cari a Sciotto. In attacco Zun, a segno nella sconfitta contro l'audace Cerignola, potrebbe avere un'altra chance con Rosafio e Ragusa dall'inizio, probabile panchina per Plesced e Mausso. Bene, ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.